Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Grazie. Come si sta preparando il Genoa per questa partita? Siamo in buona forma. Siamo entusiasti e molto motivati. A volte è meglio affrontare subito le grandi squadre. È anche vero che alcuni pensano che sia meglio affrontarle più avanti, dopo le partite di Champions League e una lunga trasferta. Affronteremo molte grandi squadre nelle prime partite. Per noi non fa differenza, dobbiamo giocare e affrontiamo le partite con grande entusiasmo. Prenderà spunto da Allegri? Non lo so. Ascolto gli allenatori vincenti e le persone intelligenti. Allegri è un vincente, una persona brillante e intelligente. Ci sono molte cose che si possono usare contro di lui. Non sono del tutto d'accordo sul fatto che abbiamo idee diverse. Il Napoli sembra giocare a calcio e cercare di creare azioni. In termini di gioco, sembrano più aggressivi del Milan di Allegri. Almeno la formazione titolare sarà più o meno la stessa dell'anno scorso. Potrebbe essere un vantaggio. Loro sono arrivati secondi e noi 15, e questo è un problema, ride. Abbiamo un leggero vantaggio perché abbiamo mantenuto lo stesso staff tecnico, mentre loro hanno cambiato metodologia e forse modulo. Ma sono solo scherzi, è la prima partita della stagione. Sappiamo quanta pressione c'è allo stadio, sappiamo quanto vogliamo giocare bene. Il Napoli è una squadra più forte di noi, dovremo giocare una partita perfetta. Un inizio difficile, ma più partite in casa. Allegri torna dopo l'ultima partita casalinga dello scorso anno, che fu una vera festa. Mi piace giocare con la Ferrari. È un vantaggio. Dobbiamo far sì che questo vantaggio torni a farsi sentire. Mi è piaciuta l'esperienza contro l'Ascoli, conferma quello che si vede sui social, ma che non esiste allo stadio. È sempre stato così durante tutta la mia carriera da calciatore. C'erano dichiarazioni e proteste sui social, poi scendevo in campo, mi giravo e tutti mi sostenevano. Siamo partiti tutti sulla stessa lunghezza d'onda, e sta a noi confermarlo. I tifosi hanno sempre riconosciuto l'atteggiamento della squadra. Contro il Milan è stata una festa, ma anche una partita molto competitiva. Sono sicuro che la squadra giocherà bene e darà il massimo. Nelle squadre di Allegri, i centrocampisti segnano molti gol. Credo che ingaggi i giocatori con questa caratteristica. Pretende che i giocatori anticipino sul secondo palo e finalizzino le azioni. Oggi stavamo guardando dei video di alcune amichevoli e, sui cross di Politano, c'erano 6 giocatori in area. Dobbiamo stare molto attenti e stiamo cercando di mettere giocatori in area per segnare. Sono stato contento che Baldanzi abbia segnato contro l'Ascoli. I centrocampisti segnano quando ricevono i passaggi giusti, e servirli correttamente significa avere un attaccante che crea spazio e degli esterni che dribblano i loro marcatori e creano superiorità numerica. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!